Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Cominciamo subito perché sapete che qui i tempi sono sempre strettissimi, quindi in perfetto orario, come ci è stato chiesto, incominciamo. Allora, siamo qui per presentare un progetto che arriva da molto lontano e che, come succede spesso per i buoni progetti, è riuscito a fare rete, a incastrare insomma, varie situazioni, varie realtà che lavorano sul territorio della provincia di Padova e che ci ha portato oggi a essere qui insomma, tutti insieme per presentarlo. Prima di tutto vi presento invece le persone che sono qui assieme a me. Laura Cesaro, che poi appunto vi spiegherà un po' nella parte tecnica insomma, del progetto, Giulia Lavarone, Università di Padova, Laura, dimenticavo, ricercatrice dell'Università di Padova, che ha curato tutti i contenuti, ma appunto poi vi spiegherà lei meglio. Dicevo Giulia Lavarone dell'Università di Padova e del progetto CineLens, Riccardo Darè di Etifor, e Fara Polato naturalmente, anche l'Università degli Studi di Padova e progetto CineLens, anche su questo magari poi ci spiegheranno di che cosa si tratta. Dicevo che è un viaggio lungo perché in realtà nasce tutto per noi nel 2017. Io sono Marco Trevisan, sono il presidente di Eugenia Movie Movement, che è l'associazione, possiamo dire insomma, che ha così messo insieme tutte queste anime, ha realizzato il progetto concretamente poi. Dicevo nasce nel 2017 perché la nostra associazione prende in gestione un bene storico di Monselice, in provincia di Padova, dove noi operiamo da 20 anni ormai, organizzando tra le altre cose l'Eugenia Film Festival, che forse voi conoscete, quasi tutti credo, del pubblico. Villa Pisani, diciamo, un bene storico del comune di Monselice, e quindi in quel momento Eugenia entra in una dimensione nuova. L'associazione non si occupa più solo di cinema e di progetti legati al cinema, ma comincia a lavorare anche nella promozione territoriale e, come dire, nella condivisione con i turisti, con i cittadini, insomma con chi passa per Villa Pisani, delle bellezze del territorio e delle attività che noi facciamo di solito. Lo dico perché il progetto che presentiamo oggi, Eugenia Film Tour, è un progetto di cineturismo, un progetto che insomma, ha varie ambizioni. Tra queste diventare un prodotto turistico concreto per il territorio, che abbia una valenza non solo appunto diciamo culturale per i contenuti che offre, ma anche come dire, di conoscenza delle bellezze degli spazi che noi abbiamo sui Colli Euganei. Però dicevo parte dall'inizio perché appunto il primo step per arrivare dove siamo oggi parte da Etifor e da Calcreate, e chiederei a Riccardo di dirci due cose su questo. Grazie, sono Riccardo, sono di Etifor, uno spin-off dell'Università di Padova. Con il progetto Calcreate, che è un progetto di cooperazione interregionale, un Interreg 2014-2020, abbiamo portato avanti questo progetto che puntava a creare una sinergia fra il mondo turistico e le imprese culturali creative. Quello che abbiamo fatto è stato portare avanti un processo partecipativo che doveva essere in presenza, però Calcreate è proprio iniziato con il Covid, quindi è stato tutto trasformato online. E abbiamo portato avanti questo processo coinvolgendo più di 200 portatori di interesse del territorio padovano. Ci siamo basati su due destinazioni, una l'OGD Padova e l'altra Terme Colli Euganei. Coinvolgendo vari portatori di interesse e in vari step partecipativi, in plenaria piuttosto che in sottogruppi, piuttosto che coinvolgendo solamente pochi esperti, siamo arrivati a definire dei prodotti turistici innovativi per differenziare l'offerta turistica. Partendo dalle idee stesse dei portatori di interesse, partendo da quello che già esisteva nel territorio, e questo è un esempio proprio concreto di uno dei risultati, degli output del progetto. Mi limito a questo. Grazie. Grazie mille Riccardo. E io lascerei la parola allora a Fara. Grazie Marco. Allora io sono Fara Polato, come diceva prima Marco, insieme a Giulia Lavarone e a Laura Cesaro animo e coordino questa linea di ricerca dell'Università degli Studi di Padova, in particolare il Dipartimento dei Beni Culturali, e sono qui anche per portare i saluti del Dipartimento. Questa linea di ricerca si chiama appunto CineLens, cioè una linea che guarda i rapporti tra cinema e territori.
perché insomma il rapporto tra cinema e territorio è un rapporto che nasce con il cinema, ma diciamo negli ultimi anni, soprattutto a partire da linee di studio più forti inizialmente all'estero, meno in Italia, e devo dire insomma con un certo orgoglio che Padova è stata in qualche modo un'università pioniera in questo ambito, ha cominciato a guardare appunto agli impatti che per esempio la dimensione economica, ma non solo, anche quella sociale e culturale avevano nel rapporto appunto tra produzioni cinematografiche ma anche pratiche cinematografiche sui territori e territori stessi, con uno sguardo lungo che andava poi alle ricadute per esempio nell'immaginario, nelle narrazioni del territorio. All'interno di questa linea di ricerca, che è una linea di ricerca multidisciplinare, perché appunto il fenomeno è molto complesso e quindi necessita di molti sguardi, abbiamo una linea che è quella che poi insomma è intervenuta in particolar modo in questo progetto, che guarda appunto alle possibilità di promozione di un territorio sia in termini turistici, sia in termini economici, sia in termini di valorizzazione. Come diceva Marco all'inizio, è un processo lungo perché insomma, i processi necessitano di stratificarsi, di depositarsi, che ha visto alcuni anni fa, grazie proprio ai fondi sociali europei, un avvio di progetto di cineturismo per la realizzazione di un modello di database che permettesse sia di monitorare, grazie anche a interventi precedenti, le realizzazioni, le produzioni sul territorio, ambientate o realizzate sul territorio, limitatamente inizialmente a Padova. In quell'occasione il focus era proprio il modello di database, cioè non solo la ricognizione delle location, ma anche tutta una serie di contenuti che andassero al di là dei contenuti narrativi, questo lo si trovava già, c'erano già delle guide, delle app, ma che valorizzasse insieme la dimensione cinematografica e la dimensione territoriale. A partire da quel progetto c'è stato poi progressivamente un ampliamento che si è spostato verso il Veneto e i contenuti in oggetto oggi fanno parte di questo processo. Molto felicemente è venuta insomma, la proposta da parte dell'Euganea Festival e poi la collaborazione con Etifor o in contemporanea. Adesso insomma la tempistica è un po' non è così lineare, di appunto convogliare anche nelle pratiche quello che faceva parte di un percorso di studio. La necessità di un dialogo forte tra studi e pratiche e realtà è comunque alla base della progettualità di Cinelens e quindi cosa di meglio per noi di questa opportunità che speriamo, insomma, ma lo abbiamo già visto, abbia un impatto, ma questo forse possiamo dire che c'è già, ma ci auguriamo anche che possa svilupparsi ulteriormente. Non entro nel merito della collaborazione e degli output perché lascio la parola a Giulia Lavarone e a Laura Cesaro. Grazie, allora prendo la parola e mi unisco a Fara nel dire che siamo molto felici di aver preso parte a questo progetto che rappresenta per noi l'occasione di adempiere a una delle missioni dell'università accanto alla didattica, accanto alla ricerca. Si parla sempre più negli ultimi anni di terza missione, quindi la condivisione dei risultati delle nostre ricerche con il territorio, non solo in termini di trasferimento tecnologico alle aziende, ma anche condivisione di conoscenze nei confronti della società civile. Qual è stato quindi il nostro contributo come Dipartimento dei Beni Culturali al progetto Euganea Fintour? Da un lato abbiamo valorizzato i risultati dei progetti che avevamo condotto negli anni, a partire dal 2014, in termini di innanzitutto modellizzazione appunto di quelli che sono i contenuti che dovrebbe
contenere una app per il cineturismo, che chiaramente sono diversi rispetto ai contenuti di una app turistica in altro ambito. Poi i risultati di una ricognizione filmografica di film e serie televisive girate e ambientate nella provincia di Padova. E poi soprattutto l'attenzione verso i contenuti. Come diceva Fara, esistono diverse app, diverse guide cartacee per i cineturisti, però molto spesso tendono unicamente a individuare qual è la location in cui si è girata una determinata scena e a ricordare all'utente che cosa accade in questa scena a livello meramente narrativo. Mentre quello che molto spesso manca è l'analisi di come il cinema racconti le specificità di quel luogo attraverso il proprio linguaggio, e su questo è ciò su cui noi abbiamo sempre portato molta attenzione. A questo progetto il contributo maggiore è stato dato da Laura Cesaro, a cui poi passerò la parola. Laura ha innanzitutto aggiornato la nostra ricognizione, perché anche negli ultimi 2-3 anni sono state veramente tante le produzioni cinematografiche e televisive che hanno scelto il Veneto e nello specifico il territorio padovano per le proprie riprese. Penso solo, per fare un esempio appunto legato ai Colli Euganei, alla fiction L'Alligatore appunto per Rai. Poi Laura ha predisposto dei percorsi turistici di cui vi parlerà, che possano essere realizzati in bicicletta, e per questo anche insieme a Marco si è confrontata con degli operatori del territorio per verificare la praticabilità di questi percorsi. E ancora ha portato quell'attenzione, come dicevo prima, al cinema e al suo linguaggio specifico appunto nel raccontare i luoghi, perché noi non dobbiamo pensare al cineturismo solo come a quei casi in cui il film rappresenta la motivazione primaria di una visita turistica. Certo, questo esiste, però si tratta di fenomeni episodici, spesso anche fenomeni un po' estemporanei. Faccio un esempio molto noto, può essere quello di Harry Potter, di coloro che si recano appunto nelle location dei film di Harry Potter. In realtà cineturismo vuol dire molto più di questo, nel senso che il cinema può rappresentare l'opportunità di creare dei percorsi turistici che facciano scoprire non solo ai turisti, ma molto spesso anche ai turisti di prossimità, agli escursionisti, agli stessi abitanti del territorio, dei luoghi che normalmente non sono inclusi all'interno dei percorsi turistici più classici. E in secondo luogo il cinema consente di guardare a questi luoghi in modi nuovi, di coglierne delle sfumature che sono state colte proprio dalla visione del regista del film o della serie televisiva. Per esempio i film ci consentono di raccontare, o meglio di immaginare come dei luoghi potevano essere vissuti nel passato, penso solo ai film in costume, ci permettono di raccontare come i luoghi vengono vissuti oggi, ma anche ci permettono di evidenziare delle caratteristiche specifiche di quei luoghi, anche delle caratteristiche architettoniche. Faccio sempre un esempio dei Colli Euganei. Nell'ultimo film di Carlo Mazzacurati, La sedia della felicità, che in gran parte è girato proprio nel territorio euganeo, c'è un'inquadratura che valorizza particolarmente la monumentalità della scalinata che porta alla villa Selvatico Sartori di Battaglia Terme, ma a volte anche il cinema consente di evidenziare alcune caratteristiche dei luoghi anche nel momento in cui le tradisce, in un certo senso. Anche qui mi limito a citare un altro esempio, il film Il mercante di Venezia con Al Pacino, girato tra diverse ville del Padovano. Per esempio utilizza la villa La Montecchia di Selvazzano, aggiungendo le barchesse, quando la caratteristica di questa villa, che nasceva originariamente come casino di caccia e quindi non aveva necessità
scarsità di barchesse perché non si dedicava alla produzione agricola, ha proprio come caratteristica questa assenza delle barchesse. Ecco che quindi quello che noi abbiamo cercato di portare appunto come università a questo progetto è stata questa attenzione verso il linguaggio ed è stata la produzione di contenuti di qualità, che sono i contenuti che oggi il turista culturale cerca sempre di più. Il turista culturale di oggi, ce lo dicono tanti studi, è sempre più esigente, non si accontenta di un contenuto superficiale, di un contenuto banale, e quello che abbiamo cercato di fare è stato proprio portare questo grazie alla sensibilità, devo dire, degli interlocutori con cui abbiamo potuto lavorare, come Marco Trevisan e Euganea Movie Movement. Adesso passerei la parola a Laura. Assolutamente sì. Nel frattempo avete visto alle nostre spalle giravano alcune delle scene dei film, insomma, più interessanti, più belli, girati nei colli in questi tantissimi anni di cinema, e adesso invece Laura, sempre a schermo, ci farà vedere esattamente che cos'è questa app, che non è una app ma una web app, come ci hanno insegnato qualche tempo fa. Prego Laura, scusami. Niente, figurati, anzi, grazie, buongiorno a tutti. Ecco, qui vedete alcune schermate, diciamo, della web app che abbiamo realizzato in collaborazione, diciamo, con i Lamantini, che è appunto una società del territorio, sempre di Monselice, dei giovani appunto programmatori che ci hanno aiutato e ci hanno anche seguito nella costruzione della web app e nell'inserimento dei contenuti per poterli fare dialogare. Come avete visto all'inizio, in realtà l'app si costituisce principalmente di 3 sezioni: una dedicata ai film, una dedicata alle città coinvolte dei Colli Euganei e una dedicata ai percorsi che prima si accennavano. La particolarità a cui tenevamo è che queste 3 anime finalmente dialogassero. Questa era la principale prerogativa della web app. Per quanto riguarda la struttura, diciamo, della schermata dei film, adesso vedete appunto film e serie TV, naturalmente, come diceva prima Giulia, prevede appunto questa carrellata anche di copertine e di immagini tratte dai film, tra le più caratteristiche, identificati dal titolo, dal luogo principale in cui si trovano le riprese e dall'anno, appunto nel mostrare quindi anche la varietà del prodotto. Si costituisce con una prima sinossi, la scheda del film, con delle caratteristiche, delle curiosità che sempre sappiamo attirano, e infine dei testi legati appunto alla relazione con il territorio, che vanno ad indagare non solo le motivazioni tecniche, diciamo, più delle volte del perché sono stati scelti questi luoghi, ma anche la motivazione più profonda, diciamo, che passa in secondo piano spesso della scelta del luogo, che è molto spesso un luogo simbolico. In particolare poi vedrete, magari ne possiamo vedere alcuni esempi in A Discovery of Witches, che è questa serie prodotta da Sky. Si sceglie proprio quel percorso che storicamente congiungeva Arqua Petrarca a Monselice, e i percorsi per arrivare, i protagonisti per arrivare appunto a Monselice seguono proprio questa via. Diciamo naturalmente che in realtà non è ambientata a Monselice, ma sarebbe ambientata in Inghilterra, ma insomma la curiosità è proprio anche lo studio che viene fatto dalle singole produzioni nel voler conoscere il territorio e volerlo riproporre. Alla scena del film, poi dalla scheda del film si possono arrivare alle varie scene girate nei colli, a cui segue una descrizione della scena e, come potete vedere, ha una localizzazione, così che il curioso, che può vedere naturalmente l'app anche senza, può sfruttare dell'app anche senza essere nel territorio, può comunque conoscere e essere attratto dalla conoscenza del luogo. Alla posizione è collegata la schermata delle città. Nelle città abbiamo tentato di dare sempre, comunque per un pubblico che fruisce, un testo molto breve sulla storia del luogo e la localizzazione e la possibilità di come poter arrivare al luogo.
E infine l'ultima schermata è appunto quella dedicata ai percorsi. Abbiamo pensato in realtà a 4 percorsi, 3 più semplici e uno un po' più complesso per le mountain bike, proprio per i più esperti, perché alcuni territori dei colli non sono così accessibili, che in qualche modo potessero richiamare l'anima del lavoro e della ricerca che è stata fatta. 2 sono dedicati a un regista del posto di Padova, Carlo Mazzacurati, che abbiamo chiamato Percorso Semplice, che ripercorre proprio, offrendo quindi anche un'opportunità di gamification nella conoscenza dell'opera e della filmografia di Mazzacurati, a partire da Notte Italiana, il primo appunto girato nei territori di Este, quindi dei bassi Colli Euganei, nei bassi Colli Euganei, per arrivare al punto più alto, la vetta più alta verso Faedo con la Lingua del Santo, e infine per concludere nei territori di Monselice delle Terme, appunto con la Sedia della Felicità, l'ultima opera prima della morte di Mazzacurati. E gli altri 2 percorsi invece sono dedicati, uno alle ville, appunto alla conoscenza delle ville dei Colli Euganei, che grazie ai film possiamo conoscere non solo all'esterno ma anche all'interno, come qui potete vedere dalle 3 di una novizia. Abbiamo visto anche prima delle immagini, si possono conoscere i dipinti interni alle ville, che non sempre accessibili, non facilmente accessibili, e uno invece è dedicato al cinema d'autore, quindi ai registi, quelli più noti, diciamo, e molto spesso di film non visti e non conosciuti. Ecco, questo è il lavoro che abbiamo fatto. Esatto, grazie Laura, è esattamente questo che abbiamo fatto ed è un lavoro prezioso e merita un applauso perché è stato lungo, complicato e insomma tutt'altro che scontato. Volevo tornare, visto che ci siamo, insomma, sui percorsi, perché poi è proprio come dire, quella congiunzione, no? Quell'anello tra la promozione e comunque la conoscenza del cinema e dei film che sono stati girati sui colli e la possibilità poi di fruirli concretamente, non so come dire, no? Cioè di essere veramente su quei luoghi. State vedendo adesso in diretta la navigazione nella web app, ovviamente lo davo per scontato ma lo dico, euganiafilmtour.it, anzi se volete provare sui vostri cellulari potete farlo. Vedete qui ci sono i 4 percorsi di cui accennava Laura prima, aprendone uno, ecco vedete insomma c'è una descrizione del percorso, ci sono come dire, degli approfondimenti, dei focus che abbiamo chiamato l'occhio da regista, che anche qui insomma Laura ha contribuito a arricchire, le scene presenti nel percorso, e poi la cosa più importante di tutte, su inizia percorso, ci metterà un po' a caricare perché la connessione non è buonissima, però entriamo nel sito di AllTrails, dove abbiamo la possibilità di scaricare il GPX del percorso stesso, quindi poi di realizzarlo in bicicletta, e abbiamo anche i punti di interesse oltre ai luoghi delle scene citate appunto nel percorso prima. Ecco, è importante questo perché nel lavoro che abbiamo cominciato a fare a Villa Pisani in questi anni ci siamo incrociati spesso ovviamente con delle realtà che già lavorano sul territorio e sono molto attive. Ne ricordo una su tutte che è l'OGD Terme Euganee, che naturalmente è anche partner del nostro progetto, ma dagli incontri con OGD e devo dire anche dagli incontri con il Galpatavino, che è un altro attore molto importante del territorio, è sempre uscita la necessità di pensare e di immaginare prodotti nuovi, idee nuove, per portare i turisti sui Colli Euganei o sul territorio della Bassa Padovana in generale. Ecco, diciamo che questo input ci è arrivato molte volte ed è uno dei motivi per cui abbiamo riflettuto seriamente poi sulla realizzazione di questo progetto, e che in realtà non si ferma solo al sito web, nel senso che il progetto Euganea Film Tour, come vi dicevo all'inizio, ha come sede centrale Villa Pisani, si struttura e si immagina dall'inizio su Villa Pisani, perché il comune di Monselice su questo ci ha dato una grossa mano, dobbiamo dirlo, il comune di Monselice ha finanziato questo progetto, ci ha creduto fin dall'inizio, insomma, e quindi l'idea che Villa Pisani possa essere in qualche modo il centro, l'inizio, una sorta di, passatemi il termine, capitale cinematografica dei Colli, è il motivo che ci ha spinto insomma poi a svilupparlo e ad arrivare dove siamo arrivati adesso.
Perché Monselice? Perché come avete visto, insomma, Monselice è stata sede, location, come si dice, di molti film, insomma, anche nell'ultimo periodo, e anche serie TV, Discovery the Witches, appunto, Sulla Catinelle, insomma, La Storia della Felicità, esatto, Borgia, ce ne sono molte, insomma. E in questo, devo dire, è anche prezioso, credo, insomma, in futuro lo sarà ancora di più, il lavoro della Film Commission, perché voi sapete, insomma, la Film Commission è giovane, qui da noi in Veneto, però spazi come i luoghi storici di Monselice, tutti i luoghi storici dei Colli, i posti dove abbiamo girato, dove sono stati girati i film che abbiamo scelto di inserire nei percorsi, sono perfetti sia per i turisti sia per chi sceglie poi di girare un film sul nostro territorio. Ha fatto bene Laura prima a ricordare che tutta la parte tecnica di ideazione e lavoro è stato fatto da noi di Euganea, da Laura, in collaborazione con l'Opificio Lamantini Anonimi, che ha ideato la app, ci abbiamo lavorato molto, insomma, con loro, e credo, insomma, che il risultato sia anche qualitativamente molto alto rispetto ad app e a web app simili che abbiamo visto e che abbiamo in qualche modo studiato all'inizio, no? Prima di cominciare questo lavoro. Mi viene da dire adesso che cosa ne sarà poi, no, della web app, perché spesso questi progetti, per esperienza, l'ho visto, insomma, in anni passati, nascono, poi un po' si fermano, insomma, no, sono destinati a un binario morto. In realtà per noi questo non è un investimento a breve termine, è un investimento a lungo termine. L'idea è di, come dire, non solo cercare di sviluppare una sorta di così, insomma, di fruizione continua attorno alla web app e attorno ai luoghi della web app, ma provare anche a dare come dire, dei segnali concreti al nostro territorio anche attraverso le attività che noi facciamo a Villa Pisani. Ad esempio sui Colli Euganei, nella parte bassa dei Colli Euganei, non esistono noleggi di biciclette. Questa è una cosa abbastanza complicata poi, no, da giustificare nel momento in cui si cerca di lavorare alla promozione turistica e si spinge perché ci sia, come dire, sempre più richiesta, sempre più voglia di visitare i colli. Allora su questo abbiamo avuto l'idea di provare a crearne uno noi all'interno di Villa Pisani, un bike point che in qualche modo arriva sull'onda, insomma, della web app, ma che credo sarà un'esperienza innovativa sicuramente per Monselice, anche per i Colli Euganei e anche per i turisti che arriveranno in villa, trovando qualcosa che non esiste sostanzialmente nel nostro territorio. E io credo, insomma, che questo sia un primo passo per andare verso poi un allargamento anche dell'idea della web app, perché l'ulteriore sviluppo, credo, correggetemi se sbaglio, potrebbe essere quello di arrivare a un territorio più ampio ancora, no? Quindi arrivare a Padova, arrivare nella città di Padova, provare a sviluppare l'app anche con l'Opificio Lamantini Anonimi su un territorio più ampio, ovviamente su uno spazio che ha anche chiaramente, insomma, più produzione, è stata più utilizzata dal cinema, insomma, nella storia del cinema, però credo che il nostro orizzonte deve essere un po' questo, e credo anche che tutti gli attori del territorio che ci hanno chiesto in qualche modo di come dire, proporre qualcosa di nuovo, come vi dicevo prima, sul territorio, a questo punto ci devono dare una mano. Parlo degli IAT territoriali di Monselice e di Montegrotto, parlo dell'OGD, parlo di tutte le strutture ricettive delle Terme Euganee, che voi conoscerete bene, insomma, di tutti quelli che in qualche modo fanno turismo sul territorio e che credo possano dare, come dire, uno slancio diverso anche alla loro proposta attraverso quello che stiamo facendo oggi. L'unica cosa che mi viene da dire per chiudere, se poi invece volete aggiungere qualcosa voi, non è un problema, ma prima di chiudere volevo dirvi, sicuramente scaricatevi, andate su euganeafilmtour.it, cercate di, come dire, parlarne ad altre persone, soprattutto visitate i Colli Euganei, venite in Villa Pisani, visitate i colli e venite, insomma, assieme a noi a fruire dei tour cinematografici. Chiudo dicendo un'altra cosa importante: a ottobre con il Gal Patavino organizzeremo il primo tour in bicicletta, diciamo, ufficiale, chiamiamolo così, quindi vi porteremo in giro per i percorsi di Euganea Film Tour e vi faremo conoscere un po' gli spazi, insomma, del cinema sui Colli Euganei. Grazie molte. Giulia, volevi aggiungere qualcosa?
Magari sentiamo se ci sono delle domande certo, dal assolutamente, pubblico, se sì. qualcuno ha delle curiosità. Non c'è tempo, d'accordo. Vedo che sono arrivati i ragazzi dei Lamantini, quindi saluto Luca, Simonato, grazie di essere venuti, loro sono gli artefici della web app come vi dicevo prima. Decimo ci dice che non c'è più tempo. Perfetto, Decimo ci dice che dobbiamo finire qua. Grazie a tutti, grazie Comunque ancora. siamo qui.